Dobbiamo arrivare all'arresto o riusciamo a lavorare tutti assieme per sistemare questa situazione che è inaccettabile? Rabbia e amarezza nelle parole di Andrea Marrangon, vicepresidente del CRA Veneto, che alle premiazioni annuali del Comitato Veneto della FIGC di quest'anno si è espresso a cuore aperto sulla questione aggressioni. Chiedo a voi di agire, di sensibilizzare tutti i vostri tesserati sul tema. Il fenomeno delle aggressioni ai direttori di gara è diventato una vera e propria emergenza, con numeri in preoccupante crescita. Basta, noi non ce la facciamo più. Non ce la facciamo più e la cosa non solo umanamente dispiace, ma se vogliamo anche dare un riscontro pratico, ci mette in difficoltà anche nel reclutamento e il problema poi ricade su di voi, perché se non abbiamo arbitri non riusciamo a fare le partite. L'AIA, l'associazione arbitri, sta lottando da tempo affinché anche la politica si esponga a garanzia degli arbitri e dalla Regione Sicilia è arrivato un disegno di legge tramite il deputato Fabrizio Ferrara che propone di allargare la tutela giurisdizionale prevista, ad esempio per medici, infermieri e insegnanti, anche ai direttori di gara di tutte le manifestazioni sportive. Abbiamo sempre pensato in Veneto, ma permettimi di allagarmi nel nord-est, che questi fenomeni fossero un qualcosa che caratterizzava altre latitudini. Purtroppo, negli ultimi 2 anni, il numero di questi episodi è aumentato in maniera esponenziale e quest'anno abbiamo contato 26 episodi di violenza ai danni degli arbitri nel campionato. Tenuto conto che le giornate sono 30, un rapido calcolo matematico ci fa capire che ogni domenica, di fatto, noi riceviamo la chiamata di un arbitro che ha subito violenza. L'ultimo episodio ad Arezzo ha nuovamente fatto riflettere. Un giovane arbitro è finito con una costola rotta dopo un'aggressione da parte di un genitore avvenuta ad un torneo under 13. Situazioni al limite dell'inverosimile che stanno diventando pane quotidiano per l'AIA. Se vi dovessero chiamare la domenica sera per dirvi che vostro figlio o vostro nipote è stato oggetto di violenza in una gara di calcio, cosa fareste? E ai ragazzi, se vi dovessero chiamare per dire che vostro fratello, il vostro migliore amico, è stato picchiato al termine o durante una gara di calcio, cosa direste?